Motori, erano 150 i piloti in gara domenica all'Enduro Country Città di Lignano Sabbiadoro Memorial. Alessandro Morsanutto, ce ne parla Marco Angileni. 4 ore di spettacolo all'Enduro Country Città di Lignano Sabbiadoro. Gara andata in scena nella città balneare domenica 18 ottobre. Divertito il pubblico a bordo tracciato nella zona del Luna Park, che ha assistito ad una vincente gara di Enduro Country di 4 ore a coppie marathon, con 150 piloti provenienti dal Triveneto a battagliare sul tracciato di 5 km, pianeggiante con un misto di terra e sabbia, con diversi passaggi tecnici e tratti veloci. Un percorso di gara disegnato per essere ancora più guidato rispetto alle passate edizioni. Anche quest'anno accesa sfida tra piloti di enduro e crossisti che hanno animato la competizione lignanese. Una giornata di gara illuminata dalla classe di Pierfilippo Bertuzzo, pilota quest'anno impegnato in alcune gare del mondiale motocross nella classe regina, la MX1. Il pilota di Caorle su una Yamaha 250 a 4 tempi in coppia con Diego Pederiva, uno specialista dell'enduro country in sella ad una Honda, ha dominato la gara friulana di 4 ore a coppie, valida per il trofeo di specialità. Al secondo posto, staccati di 2 minuti e 15, autore di un'efficace rimonta nella seconda parte della gara, gli alfieri del Motoclub Albatros, Andrea Cescon e Marco Della Libera, entrambi su Honda. Completano il podio al terzo posto Mauro Melandri e Matteo Zoppas, coppia inossidabile su KTM, a 2 minuti e 34 secondi davanti a tutti nella classe oltre. Il trevigiano Guerino Zanardo trionfa nella marathon, la gara di 4 ore in solitaria. Matteo Mario e Nicola Corradin del Motoclub Bibione, quarti assoluti, primeggiano nella classe unica. Bertuzzo e Pederiva, oltre a trionfare nella classifica assoluta, portano a casa anche la vittoria in classe E1. Dopo il successo organizzativo degli assoluti d'Italia di enduro a febbraio, il Motoclub Sabbiadoro si riconferma su alti livelli. Ora si attende l'uscita dei calendari per rivedere a febbraio il campionato italiano assoluti d'Italia, con la spiaggia di Lignano di nuovo sotto i riflettori, con tanti campioni mondiali di enduro che ritorneranno in Friuli.